L'antipasto per stasera è pronto. Ho preparato una delle ricette di nonna Carmela, davvero fantastica, con le melanzane. Questa è una ricetta perfetta per tutta l'estate, le potete gustare con crostini di pane come antipasto, ma sono perfette come contorno sia di carne che di pesce. Dovete provarle. Innanzitutto togliamo le estremità e adesso togliamo la buccia. Le tagliamo a fette spesse di circa 1,5 cm, 2 cm, da cui ricaviamo dei bastoncini e poi dei quadrotti tutti uguali. Intanto qui sto scaldando dell'acqua, a cui andiamo ad aggiungere il sale, quanto basta, e l'aceto, circa mezzo bicchiere. Intanto perché le melanzane riescono ad assorbirlo meglio diventando più saporite e poi perché cuocendo si mantengono anche più chiare. Per non farle annerire, una cosa importante è schiacciarle spesso per tenerle il più possibile sotto l'acqua, in quanto ovviamente tenderanno invece a galleggiare. Per capire se sono pronte basterà infilzarle con una forchetta e valutare la loro morbidezza. Sono abbastanza morbide, quindi possiamo spegnere e scolare. Eccole qua. Vedete, hanno mantenuto un bellissimo colore. Adesso però devono eliminare tutta l'acqua in eccesso, l'acqua di cottura, quindi le lasciamo scolare da 1 a 2 ore per poi procedere con il condimento. Sono trascorse 2 ore e le melanzane sono perfettamente asciutte. Le spostiamo direttamente nella ciotola dove poi andremo a condirle. Prima di procedere io suggerisco di assaggiare perché può capitare che manchino un po' di sale o di aceto ed è il momento giusto per aggiungerli. Quindi aggiungo appena un pizzico di sale. Mettiamo l'aglio, lo possiamo tritare se poi ci piace mangiarlo oppure lo tagliamo più grossolanamente se poi nel piatto preferiamo scartarlo. Aggiungiamo del peperoncino, trovo che questo rosso sia perfetto per creare un contrasto di colore. Quantità a piacere, non so se il piccante vi piace. E adesso un po' di origano. L'aceto l'abbiamo messo nell'acqua di cottura, ma ne possiamo ancora aggiungere un cucchiaio se ci piace. Una nota di profumo che con le melanzane sta molto bene, la menta. E adesso l'olio di oliva. In questo caso non lo risparmiamo, l'olio di oliva deve essere abbondante perché le melanzane devono essere ben condite. Le melanzane in insalata sono pronte, ma prima di essere gustate è bene che riposino un paio d'ore proprio per assorbire al meglio gli odori e i sapori che abbiamo aggiunto. Prima di portarli a tavola possiamo ancora guarnire con qualche fogliolina fresca di menta per dare proprio una nota di colore. Coperte con pellicola le possiamo conservare in frigorifero tranquillamente per 2 giorni. Si tratta di una ricetta comoda quindi che possiamo preparare con largo anticipo e utilizzare per le nostre scampagnate oppure per i pranzi e le cene in giardino.